sia sulle pagine, sia sulla pagina Facebook del Consiglio, sia su YouTube, e quindi potrete tranquillamente. Come ho detto prima, lo ripeto, abbiamo, poi vi portate via. Bene, buongiorno a tutti, scusatemi del leggero ritardo, ma sono giornate piuttosto movimentate, quindi permettetemi questi minuti in più e poi abbiamo qui a Palazzo ulteriori visite, cardinali, c'è di tutto, è un periodo un po' strano, cioè tutto si concentra in questo periodo, non lo so. No, veramente un benvenuto a tutti, un cordiale saluto a quanti sono collegati da remoto, un grazie caloroso agli amici sindaci che sono i veri protagonisti del primo Festival internazionale della musica in Veneto, ideato dal maestro Alberto De Piero, che è anche direttore artistico di una manifestazione che, con il patrocinio del Consiglio regionale, si sviluppa nelle nostre cittadine, che nei prossimi mesi, appunto da giugno a dicembre, verrà a toccare praticamente tanto del nostro territorio. La musica non conosce frontiere né confini, riesce a dar voce all'indicibile e si fa capire da tutti. Il Veneto è una terra di musicisti, da Albinoni a Giuseppe Zarlini, il più grande teorico musicale del Rinascimento, Andrea Gabrieli, per non parlare di Vivaldi, Salieri, Malipiero, Luigi Nono e via dicendo. Siamo terra di grandi istituzioni musicali, dalla Fenice all'Arena, dai teatri di Treviso e di Rovigo alle grandi orchestre, tra queste rammento solo i solisti veneti che furono insigniti del Leone del Veneto con il loro maestro Claudio Scimione, nonché terra di scuole musicali che si irradiano dai capoluoghi nel territorio, mantenendo viva una tradizione e una storia che ha pochi pari in Europa. Ecco, poi cambierò appunto il professor De Piero, a cui spetta l'onere di narrare questa proposta musicale da lui ideata, che si sviluppa nel territorio grazie alla collaborazione delle amministrazioni locali che hanno accolto e sostenuto questa iniziativa, ospitandola in spazi emblematici non solo in teatri ma anche in chiese, ville o nelle piazze. Inizieremo da Recoaro, che con la musica colta ha molto a che spartire, che ospitò un giovane Giuseppe Verdi, oltre ad Amilcare Ponchielli, per non parlare poi dei grandi cantanti ed esecutori ottocenteschi. Recoaro ci parla dell'arte dell'ascolto, perché questo festival è dedicato agli ascoltatori, ai nostri concittadini, anche a quanti non sono soliti andare nelle grandi sale teatrali. Ebbene, spero che Recoaro possa essere un buon viatico. Scrive infatti Nietzsche che nel suo Ecce Homo: se torno indietro di un paio di mesi, da quel giorno trovo come segno premonitore un cambiamento improvviso, profondo, decisivo del mio gusto, soprattutto nel fatto di musica. Forse si può considerare come musica tutto lo Zarathustra, e certamente il suo presupposto fu la rinascita dell'arte dell'ascoltare. Ecco, in una piccola località termale in collina, fra le montagne, fra le piccole Dolomiti, a Recoaro, non lontano da Vicenza, dove trascorsi la primavera dell'anno 1881. Io scoprì assieme al mio maestro, amico Peter Gast, anche lui un rinato, che la fenice musica volava sopra noi, con un piumaggio leggero, anzi un piumaggio più leggero e più luminoso di quanto mai si era visto. Quindi i grandi ospiti che hanno frequentato Recoaro appunto hanno sempre apprezzato il luogo, ma appunto anche quello che creava il contorno a questa località termale. Ecco, con questa speranza e con la musica, che la musica appunto possa parlare al cuore di tutti, iniziamo un percorso il 6 giugno che mi auguro possa trovare accoglienza, l'accoglienza e il riscontro da parte della cittadinanza, degli appassionati, perché comunque sono spettacoli di qualità e secondo me gli appassionati potranno anche seguire questo percorso,
e oltre ai grandi esecutori di chiara fama potremmo incontrare anche giovani artisti, le superstar del domani, e quindi veramente un programma di qualità che, grazie ai comuni che hanno accolto questa opportunità, sicuramente creerà in Veneto un grande evento musicale. Ho parlato fin troppo, lascio la parola al maestro De Piero, che invito qui a condurre l'illustrazione del Festival Internazionale di Musica del Veneto. Maestro, prego. Buongiorno a tutti. Ovviamente mi corre l'obbligo di ringraziare il Presidente del Consiglio, Roberto Ciambetti. Lo ringrazio 2 volte, il primo per aver accolto la nostra idea, il secondo per averla poi realizzata, dandoci la fiducia che spero sia poi meritata e conquistata nella gestione di questo primo festival. In realtà mi piace ricordare l'idea alla quale siamo arrivati alla realizzazione di questo festival. Già da una collaborazione esistente per eventi importanti come il concerto dei 1100 anni di Venezia, o l'anno scorso al Teatro La Fenice il famoso concerto del 1° maggio con l'orchestra di Stato, la National Symphony Orchestra ucraina, abbiamo lavorato in una fase di studio, di ricerca, perché il Festival internazionale non sia più un evento spot ma un evento continuativo. E quindi diciamo che l'ispirarci all'attività abituale dei Länder tedeschi è quella appunto che ci ha dato il là in termini musicali per realizzare questa idea, perché le idee noi dobbiamo prima progettarle, poi dobbiamo verificare che siano concretizzabili, così si usa in management dello spettacolo. E quindi abbiamo seguito una fase di studio che ci ha portato poi alla realizzazione concreta. Quindi il fatto di poter riuscire a mettere in rete i comuni del Veneto, creare un circuito che possa coinvolgere più attori e protagonisti attivi nel nostro tessuto territoriale, senza dimenticare alla valorizzazione che ogni poi singolo comune, singola amministrazione comunale applica nel proprio territorio, quindi una valorizzazione delle proprie peculiarità di ogni territorio che poi trova risposta nella realizzazione dell'evento musicale, il concerto, eccetera. A questo punto io veramente mi sento di ringraziare i sindaci come voi, protagonisti attivi, come diceva il Presidente, perché senza di voi non saremmo riusciti. Ok, noi abbiamo fatto la fase di studio, ma poi alla fine ho imparato fin da ragazzino che è la squadra che vince, non un attore solista, no? E quindi mi auguro che questa prima edizione, che noi chiamiamo, se mi permettete, l'edizione numero 0, perché è la prima e quindi ovviamente sicuramente già passibile di qualche modifica, stiamo già pensando a miglioramenti per le prossime edizioni, sperando appunto che si possano concretizzarsi. Questa edizione parte diciamo in modo significativo, già con una ventina di presenze delle vostre amministrazioni che sono già presenti, si contraddistinguono sul territorio appunto nella valorizzazione del proprio della propria peculiarità territoriale e nell'aver sposato la realizzazione di questo evento. E questo, diciamo, è la mia premessa, per la quale io non posso ovviamente non ringraziare voi, e ovviamente ci tengo a ringraziare anche altri attori protagonisti in questo senso che oggi non sono presenti a questa conferenza. Mi corre l'obbligo di ringraziare il direttore del Conservatorio di Castelfranco Veneto, il maestro Paolo Troncon, che con il Conservatorio di Castelfranco collaborano alla realizzazione di 2 eventi insieme alle amministrazioni comunali di Castelfranco Veneto e di Vittorio Veneto, con la messa a disposizione delle orchestre in questi 2 eventi. E tutti i nostri collaboratori sul piano operativo che voi non vedete, ma ci sono, dalla comunicazione alla gestione amministrativa, insomma c'è una squadra insomma, che dietro lavora al risultato poi finale di questa cosa. E ora vorrei rubarvi 30 secondi per passare invece all'illustrazione del cartellone, per come l'abbiamo pensato e per come poi lo abbiamo concretizzato. Il cartellone di questi 18-19 eventi presenta una serie diversificata di attività. Abbiamo la presenza per alcuni concerti del Quartetto Veneto che riporterà al ricordo di Zeffirelli nel centenario della nascita.
o meglio, eseguiranno musiche non solo di brani classici, ma anche tratte da colonne sonore di musica da film, e noi sappiamo che Morricone era strettamente legato a Franco Zeffirelli nella gestione dei suoi film. Ma abbiamo in una serie di eventi anche un particolare ricordo alla nascita di Maria Callas, il prestigioso soprano, che ricorderemo attraverso 2-3 eventi nella provincia di Treviso, mi pare, e anche nella provincia di Vicenza. E poi abbiamo la presenza invece di solisti internazionali come Ettore Pagano, uno dei migliori violoncellisti che abbiamo oggi sul tessuto nazionale e internazionale, ventenne, un giovane rampante che sarà presente il 7 novembre all'Odeo del Teatro Olimpico di Vicenza, per non dimenticare in chiusura al Teatro Vivaldi di Jesolo l'orchestra di 12 violoncelli Villa Lobos, che è già conosciuta per essere una delle prime compagini nazionali, diciamo, in questo senso, dal punto di vista musicale. Ecco, in questi 20 concerti abbiamo voluto dare, diciamo, un assaggio diverso, diciamo, della nostra programmazione artistica che ha trovato la risposta appunto di importanti artisti in campo nazionale e internazionale, e quindi io mi auguro che voi, il pubblico che ci seguirà, sia un programma gradito per darci la possibilità poi di riprendere una seconda edizione nei prossimi anni, che ci auguriamo sia sempre più ampia, con un'offerta sempre più diversificata e con una programmazione artistica di alto, ovviamente, livello artistico a livello nazionale e internazionale. Grazie. C'è qualcuno che vuole intervenire? Non so, tutti quanti tranquilli? Allora, tra le altre cose, io approfitto di questo momento per ricordare a chi ci segue da casa, da remoto, che ci vedrà in streaming, che ogni concerto verrà riannunciato in loco, quindi ogni qualvolta ci sarà un appuntamento, le amministrazioni locali faranno la promozione per gli eventi che partono dal 6 giugno e si concludono il 17 dicembre, se ben ricordo. 16 dicembre, quindi vedete è un percorso che attraversa tutta l'estate, 6 province su 7, sono tutti quanti, tranne la provincia di Verona, dove non siamo riusciti a incastrare una serie di date. No, c'è anche Verona. E allora basta, allora ci siamo tutti. Allora ho sbagliato io prima, quindi tutto quanto il percorso attraversa l'intera regione. Il logo della manifestazione, questo qui, se lo guardate bene, è una chiave di violino sovrapposta ai confini della regione del Veneto. Quindi partiamo il 6 giugno con Recoaro e la citazione di Nietzsche e l'hotel Tre Garofani, se ben ricordo, no? Ecco, che alloggiò appunto lì, scrisse anche un'altra cosa oltre alla citazione fatta prima dal presidente Zambetti, disse anche che aveva vissuto un maggio più bello della sua vita, quello vissuto a Recoaro. Quindi inoltre prendo il caso di Recoaro perché dopo in realtà ogni amministrazione locale avrebbe tante storie da raccontare ed è uno dei problemi che ha la nostra regione. Cioè ogni paese ha una storia, è legata a qualcosa, ha degli eventi, dei monumenti, dei passaggi. Sandrigo, Villa Sesso e avanti così, voglio dire, ciascuno di noi ha qualcosa da raccontare. Ripeto, le prime date di giugno, che sono particolarmente intense: 6 giugno Recoaro, 9 giugno Auriago di Mira, il 16 giugno San Giovanni Lupatoto, ecco, Verona, che avevo portato in provincia di Vicenza nella mia testa, San Giovanni Lupatoto. Poi di nuovo Gambarara di Mira
e a Salzano, scusate, in provincia di Venezia, per chiudere poi il 28 giugno a Padova, Palazzo Zuckerman, e il 29 giugno a Sandrigo, a Villa Sesso. Come vedete sono date molto concentrate a giugno. Avremo un paio di appuntamenti anche a luglio a Castelfranco Veneto e poi a Feltre. Passeremo poi a settembre. La scelta di non fare agosto è perché agosto è periodo, diciamo, dedicato alle vacanze e avremmo potuto farlo magari in una località turistica, però in realtà, come ha detto il Presidente, come ha ribadito il Maestro Del Piero, il concerto si rivolge soprattutto ai cittadini, ai nostri cittadini, quindi non è un evento per la promozione turistica, ma è un evento per la promozione del territorio a casa nostra, per i nostri. Quindi si riprenderà appunto il 1° settembre a Gaiarine in provincia di Treviso, Quinto di Treviso il 23 settembre, Asiago il 4 ottobre, quindi poi Conegliano, Vittorio Veneto il 4 novembre. La data è stata chiesta da Vittorio Veneto proprio per celebrare la concomitanza della fine della Prima Guerra Mondiale, che per Vittorio Veneto è particolarmente importante la data appunto del 4 novembre, 7 novembre a Vicenza nell'Odeo del Teatro Olimpico, per passare poi l'8 dicembre, festa a Montegrotto Terme, e chiudere il 16 dicembre al Teatro Vivaldi di Jesolo. Altra cosa importante, direi, ci sono dei grossi gruppi orchestrali, delle orchestre di fama internazionale. Il College Symphony, il King's College Symphony di Londra è emblematico da questo punto di vista, ma ci sono anche degli spazi creati appunto per i giovani, perché è giusto fare lavorare anche le nostre realtà e le nostre scuole. Se qualcuno ha delle domande o vuole dire qualcosa, tutti contenti? Allora adesso chiudiamo qui la trasmissione e appuntamento a tutti quanti il 6 giugno. Grazie. Ecco qua, grazie a voi. Adesso però